Una grande soddisfazione per un sindaco, grandissima soddisfazione redare un piano di protezione civile. Il nostro è molto grande, molto articolato, come lo ha detto l'assessore regionale Butaccin. Valeva la pena di presentarlo con una signora presentazione. La sede di provincia, secondo me, proprio perché ne è in primis coinvolta dopo l'autorità comunale, mi sembrava la cosa più bella e più anche consona a questo piano. Per realizzare il piano comunale di protezione civile di Crespa d'Oro è stato necessario il coinvolgimento di più di 60 enti per il reperimento delle informazioni, dalla Regione Veneto alle USL, passando per ARPAV, Enel, Camere di Commercio ed altri. Un lavoro meticoloso, un modello in Veneto, che ha ricevuto significativi elogi per l'accuratezza con cui è stato realizzato. Sono stati ricavati 14 scenari di rischio, da quello sismico a quello da blackout, ognuno con l'assegnazione del relativo grado di pericolosità. Il cuore del piano è stata l'assegnazione precisa di ruoli, competenze e modalità operative. I dati sono stati inseriti nel database regionale. Il primato che ha il Veneto relativamente alla protezione civile è riconosciuto fondamentalmente dalle altre regioni, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e questo è dovuto sicuramente al grandissimo impegno di uomini e donne della protezione civile, quindi i volontari e tutto il mondo dei soccorritori, anche professionisti, ma è dovuto anche all'impegno che il Veneto ci mette con tutto il suo sistema anche di enti locali nella pianificazione, nella previsione e prevenzione.